Si allontana al momento l'incubo della zona arancione nell'intera isola. L'occupazione dei posti in terapia intensiva resta stabile al 19,4%. La Sicilia salva per un soffio, ma quasi 140 comuni sono già in arancione e altri 92 comuni siciliani andranno in zona arancione da domani 15 gennaio fino a mercoledì 26. Tra questi Agrigento, Messina e tutta la provincia di Trapani. È quanto prevede un'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci. Tra questi nuovi arancioni, 9 centri della provincia di Agrigento, oltre al capoluogo anche Raffadali, Santa Margherita Belice, Siculiana, Favara, Grotte, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Porto Empedocle. Sul fronte scuole, dopo il caso di Messina, il TAR sospende anche le ordinanze dei sindaci di Palermo e Agrigento, che ieri giovedì hanno chiuso le scuole in contrasto con la direttiva della regione che invece le riapriva. Dopo il ricorso dei genitori, il Tribunale amministrativo ha accolto la misura cautelare e ha sospeso la validità del provvedimento. Da domani dunque le scuole aperte nelle due città torneranno in presenza. Secondo i giudici ci sarebbe un grave pregiudizio. L'ordinanza per rinviare il ritorno in presenza è stata adottata da 161 comuni che si sono appellati all'articolo 50 del testo unico enti locali che dà potere di intervenire in caso di pericolo. Ma per i giudici non ci sono gli estremi e anche se la discussione sul merito è stata fissata a febbraio, hanno intanto disposto il ritorno in classe. Domani però l'Associazione Nazionale dei Comuni Lanci tornerà a riunire gli amministratori, ma l'apertura delle scuole lunedì sembra ormai certa. Il sindaco Leo Luca Orlando aveva detto che non voleva sostituirsi a chi deve prendere decisioni, ma accendere un faro sull'allarme di amministratori, presidi e sindacati spaventati dal dilagare di Omicron. L'ANCI ha chiesto alla Regione dati puntuali comune per comune sui contagi, vaccinati e pressione ospedaliera. Il comune di Agrigento da domani è arancione, quindi con molta probabilità le lezioni proseguiranno in DAD.